Complimenti a questa imitatrice straordinaria, la Martorella, è bravissima, la Gianna. Straordinaria. Beh, qualche volta mi imita, perché dunque sì, ti ha imitato, sì. ti ha imitato una volta. Abbiamo fatto... Sono curioso. Sì, parecchie volte. Prova a imitare la voce di Milva. Naturalmente è una bellissima giornata per me essere qui, sono felice. Naturalmente. Però, sì. Beh, Tu dici che, sì, certo che l'imitazione non può essere... Ci sono colleghe che sono più facili da imitare. Molto la mia facile. voce è un po' particolare, quindi è un po' più difficile. Comunque bravissima. Complimenti. Complimenti. Certo, da seduta è un po'... E altri imitatori si sono sempre fatti aiutare dal trucco, certo. dai vestiti, mentre lei naturale è straordinaria perché riesce ad entrare addirittura solamente con la voce nel personaggio. Bravissima, complimenti. La ringrazio. Allora, detto da lei, ma tu? Detto da lei è... Voglio dire, tu hai studiato recitazione, poi, a parte che tutto quello che hai fatto, voglio dire, all'inizio, inizio. Ma no, ma cosa vuoi che abbia studiato? A Goro non c'erano scuole, non c'erano neanche non c'erano le medie, non si finivano neanche le elementari quando io ero bambina. Sì. E sono andata a finirle a Bassano del Grappa in collegio, ma questo è una vecchia storia, ormai credo che la sappiano tutti. Sì, ma quale recitazione avrei no, dovuto... perché hai una dizione così bella che io... lavoro già da tanti anni, sai che l'ultima volta che sono stata qui abbiamo festeggiato i 40 anni Madonna, di attività. che meraviglia! Ma è una meraviglia! Qua, meraviglia, non so. Certo, qualche nostalgia, oddio, no, non sono proprio nostalgica, ma 40 anni sono tanti, quante storie sono passate. Ma quante belle cose hai fatto in 40 anni. Anche. E poi sai questa, sì. Te l'ho sempre detto, la cosa che ho ammirato di te è stato questo tuo continuo migliorare, assorbire, sì, certo, continuare a nuove ricerche, nuove cose. Sì. È il tuo carattere istintivo questo, giusto? Da sempre. Questo è il mio carattere, sono le mie curiosità e i miei desideri, quelli di imparare, quello che non ho potuto fare da ragazza, quando i bambini poi successivamente vanno a scuola, imparano, sono con gli amici. Io ho cominciato a lavorare, a fare il mio mestiere, cioè la cantante, diciamo, già nelle balere verso i 16 anni, 16-17 anni, e io non ne avevo proprio voglia, volevo fare la ragazza della mia età, volevo avere i miei flirt, le mie amicizie, e ho cominciato per ragioni che sappiamo. Sì. Per cui non c'è bisogno di andare a rivedere tutto il passato. Ma senti, tu dicevi i tuoi flirt e le tue cose. Quando tu hai incontrato Maurizio Corgnati, no? Quindi il papà di Martina, sì, ecco. Io avevo già 20 anni. Già 20 anni, già 20 anni, ma sei cantavo già. Avevo appena vinto il concorso delle voci nuove e ci siamo incontrati a Torino, fra l'altro con una canzone che dopo vi canterò. Bellissimo. E che è stato un incontro molto bello perché quello fu il mio primo disco praticamente insieme a Flamenco Rock. Tu sai che negli anni 60 si andava in sala di incisione, cioè non lo so se lo sai, ma io sì, in sala di incisione praticamente una volta ogni 10 giorni a fare un singolo. Sì. Non è come oggi che si preparano per anni e poi si esce con un singolo dopo aver studiato la situazione almeno. Ecco, invece 10 giorni e si andava a cantare. Io andavo a Torino, abitavo a Torino e, a quell'epoca. In via Bertola andavi a incidere. In via Bertola, sì, alla Fonicetra, fu la mia prima casa discografica. Salutiamo Latini, tra l'altro, che è stato per un sacco di anni. Latini è stato direttore della Fonicetra ultimamente, negli ultimi anni, proprio bravissimo. No, negli ultimi anni ho cambiato casa discografica, però fu la mia prima casa discografica, quindi a Torino conobbi Maurizio, che fu... a quel periodo era anzi il regista della trasmissione televisiva di Capodanno tra il 60 e il 61 e io cantai questa canzone per la prima volta, fu anche la mia prima apparizione in televisione. Certamente ero un po' diversa, ero molto giovane. Senti, però non è fatto diverso perché guardate se si può, cioè sei un miracolo no, non sono un miracolo. Ma sì, lo sei, ma sei una bellezza. Ma cosa vuol dire? Ma sei una bellezza incredibile, dai, non posso dirtelo ogni 3 secondi, lo sai? Lo sai? Io voglio essere brava.
Ma sei brava, oltre, sei bella e sei brava, Sì, ma tu mi hai sei promesso- stata fortunata. Sono stata fortunata. Nel senso che sei bella e sei brava, per cui... Ma se quando ho cominciato dicevano tutti che ero orrenda. Ma no, perché sai cos'è? Che quando si che ero- comincia, sì. anche a me, quando mi vedono mi dicono ma quanto eri brutto da ragazzo, Beh, perché ero proprio- hai il nasone, hai cioè, si cambia, si migliora magari col tempo, si che lo so. migliora col Tu tempo, però, invecchiamo perché, bene. no, perché impari a metterti, a vestirti, eccetera, diventa... Beh, questa è una questione di gusto, non tutte le persone ce l'hanno. Vorresti dire È che la mia innato. cravatta non è... La tua cravatta è una delizia, di pessimo gusto, però è una delizia. Questo è un arcobaleno di, cioè sono colori Guarda, molto rosa acidi. su rosa, vedi? Sì, no, non so, è rosa su rosa. Poi c'è il c'è fondo giallo. nero. No, ma sono colori acidi. Cosa vuol dire? Io non sono affatto. Tu l'hai fatto appunto, ma sta bene su di te. Io ti regalai una cravatta che non fu riconosciuta. Fallo. Che non l'hai mai vista? Tu non l'apprezzasti e poi ci fu quel giorno così un piccolo diverbio con un mi ricordo, un ospite, sì. me lo ricordo, sì, mi ricordo. Ti regalai che una cravatta presa da Marinella a Napoli, che era L'ho una messa, cravatta l'ho stupenda. messa la cravatta. L'hai messa, Sì, va ce l'ho bene. messa. Senti, Sì, dimmi. allora, quindi voglio dirti, 20 anni, arrivi con la tua sete di sapere, di guardare tutto, eccetera, incontri Maurizio, no? Sì. Quindi Maurizio ti ha conquistato. Io mi ricordo una cosa bellissima che ha detto lui, giuro che me la ricordo, perché mi ricordo che ufficialmente disse, Milva è una forza della natura. La prima cosa che dichiarò. E tu, era vero che tu avevi questa cosa. Quindi la tua... Ero aggressiva perché ero timida. Cioè cercavo di difendermi Giusto. attraverso un'aggressività che in realtà io non avevo e quindi mi difendevo molto male. Che era più passionalità che aggressività, eri passionale. Ma una cosa, vuoi essere passionale a 19 Ma lo 20 eri, anni. avevi questa grinta. Avevo questa, sì, lui mi chiamava anche Teppa, Grugno, Muso, non mi chiamava Milva, mi chiamava, se perché ero cupa, ero impaurita e volevo comunque, ero determinata, questo sì. E con Maurizio, insomma, io lo conobbi e dopo 6 mesi ci sposammo. 6 mesi? 6 tu mesi. pensa? Sì. È stata una... Eravamo molto decisi. Che cosa ti aveva conquistato di Maurizio tanto? Dunque Maurizio aveva il doppio dei miei anni, quindi aveva 43 anni, io ne avevo 21 quando ci siamo sposati. Quindi protettivo. La sua cultura, per me, ma bisognerebbe rivederlo quello che era a quell'epoca, cioè un uomo di 43 anni e giovanissimo. Sì. Maurizio era di grande bellezza, era un uomo molto bello, molto interessante e inoltre era un uomo di grande cultura. Mi interessava tutto quello che sapeva, mi piaceva che lui mi parlasse perché apprendevo quando lui mi parlava. Era come andare in una specie di università con un solo professore ed era un professore che mi piaceva molto. Fui io a volerlo sposare, a dire il vero. Ma tu pensa, proprio una... Sì, è stata una anche in questo sono stata determinata. Beh, meno male. Ci sono riuscita però. E poi è nata Martina e poi la nostra vita ha preso una piega diversa, comunque non molto piacevole. Qui io sento sempre un grande rimorso nei suoi confronti, ma oggi Maurizio non è più da diversi anni, quindi ho un ricordo molto bello di Maurizio. Perché ti resta? Perché pensi rimorso? Non credi che comunque in quel momento la vita fosse stata... era così, non c'era via d'uscita probabilmente? Secondo me se una persona riesce a pensare e a non lasciarsi solamente sopraffare dalle emozioni e quello che crede che sia un amore o sentimenti che tu senti di grande urgenza e non sono così, bisognerebbe soffermarsi qualche volta. Ecco, per me è stato uno dei più grandi errori della mia vita e di questo ne sono più che convinta. Ma scusa, ma però quando uno viene preso, come dici tu, dai sentimenti e dal suo modo il cuore sopravvento, il cuore ti detta delle cose Ma meravigliose. il cuore è un muscolo, il cuore non ti detta niente. Beh, insomma, quello che noi immaginiamo certamente, sia, no? sì, Ecco, il nostro cuore che batte, sì, ecco, è vero che batte più forte quando incontri questa emozione che la tu persona. senti. In fondo, evidentemente, tu, conoscendo te poi soprattutto, che sei una persona che non fa pazzie in genere, cioè valuta tutte le conseguenze, i pro e i contro della vita, insomma, l'affronti in una maniera intelligente. Bene, la tua Maurizio vita. questo da me non lo meritava. Beh, certo, però tu come potevi mettere in bilancio che i sentimenti ti avrebbero portato da un'altra parte e quindi ti sarai trovata di fronte a una scelta molto precisa? Mi sono trovata davanti a una scelta che oggi non condivido. Se avessi avuto, cioè con il senno del poi naturalmente, non l'avrei ripetuto. Non l'avresti ripetuto, errore, pensi? No.
no, mi sono pentita. Che cosa avrebbe potuto fermarti secondo te? Adesso che puoi vedere a distanza? La sua comprensione. Avevo cercato che mi capisse e forse non ci è riuscito, ma questo è normale. È difficile, sì, capire. È quasi impossibile. Una cosa... Però era la cosa di cui, avendo 28 anni ancora, cioè ancora, voglio dire, certamente a 28 anni si è anche adulti, e evidentemente io ancora non lo ero totalmente, e quindi operai la scelta più facile e non ho avuto la forza di insistere invece con quello che era la tua vita in quel momento. Che era importante invece l'altra cosa. Comunque non stiamo a rinvangare sempre il passato. Ma non è rinvangare, è talmente bello. Sai, questo non è rinvangare il passato. Sì, ma allora dovremmo essere io e capire... te, ma non credo che il pubblico oramai, credo che l'abbiano sentito dire tante volte. No? Da me queste cose? No. Ed è molto interessante invece sapere, perché tu riesci a capire proprio una persona attraverso le sue reazioni a quello e come si giudica nel tempo. Questo fatto, sai che mi piace ancora di più di te? Evidente. Mi piace ancora di più capire che tu riesci a vedere a distanza di tempo quella che allora è stato per te un momento tormentatissimo e quindi una scelta difficile, riguardarla adesso e dire: ah, se avessi avuto la forza di... È vero o no? Riuscire a capire anche i propri errori. Io credo che sia invece una cosa... Sai quante persone lo negano o insistono solo per puntiglio? Sono contraria alle persone che negano. Io rifarei tutto quello che ho fatto. Io non lo rifarei. Certo. Gli errori cercherei di evitarli. Sì, e naturalmente nella nostra vita gli errori ce ne sono sempre in tutte le vite di tutti gli esseri umani. Senti, parlavi di una canzone, della prima canzone che prima che stavi farò dicendo... dopo, come se... La vuoi fare più avanti? La faccio successivamente, però volevo, presentando questo disco che esce in questi giorni in Italia, è un disco dedicato alla canzone francese. Eccola qua, la chanson française. La chanson française. Sono 6 grandi cantanti, fra i quali Brel, Becot, Aznavour, Yves Montand, Piaf e Juliette Gréco. Io canto tutto in francese e questo disco verrà, cioè l'abbiamo fatto a Bolzano con l'orchestra Haydn, e io questi li devo ricordare perché sono loro che suonano. Tutti gli arrangiamenti sono stati fatti dal maestro Stübner e la direzione d'orchestra è del maestro Koschnik, che è viennese. Questo è il disco che uscirà in questa settimana. Ed è una gran bella cosa. E fra l'altro sono già invitata al Teatro dell'Opera di Roma nel mese di febbraio, quando ci sarà l'incontro con il sindaco di Parigi, perché esiste il gemellaggio Roma-Parigi e sono gemelle come città. E quella sera io presenterò la chanson francese cercando di fare un omaggio al sindaco di Parigi, naturalmente. Io ricordo sempre Chirac come sindaco di Parigi e adesso in questo momento non mi viene in mente il nome del sindaco. Neanche a me, se lo chiede a me riguardo rimane Chirac, che però è Presidente della Repubblica e quindi è una gaffa, ma è così. Adesso, visto che a Roma lo incontrerò, gli chiederò scusa. No, ma non è vero, perché a volte può capitare benissimo una cosa di questo genere. Evidente. Senti, Chirac è stato un sindaco per tanti anni niente, ed anche molto importante all'epoca in cui Presidente della Repubblica era Mitterrand e io ero a Parigi in quell'epoca, sì. Senti una cosa, un disco francese con, ho sentito citare praticamente tutte orchestre, diciamo... Haydn è di Bolzano, sì. Bolzano, sì. Ecco, però con questo gusto che è completamente diverso da quello francese, uno spirito diverso, giusto? Beh, dovrebbe, effettivamente sì. Però sono conquistati dalla Francia allora in qualche modo, idealmente. Ma questo ce l'hanno chiesto perché c'è un'altra cosa prevista per il mese di luglio, cioè, il 14 luglio, il giorno della caduta della Bastiglia, cioè della presa, chiedo scusa, della presa della Bastiglia, sì, a Parigi. Allora il prossimo anno con l'orchestra invece francese della Bastille, che è il Teatro dell'Opera, il nuovo Teatro dell'Opera si chiama così, io dovrei presentare queste canzoni. Perché hanno scelto un'italiana? Appunto, perché evidentemente amata. No, non per questo. Perché hanno pensato che Becot, Aznavour e Yves Montand, forse una sola cantante avrebbe potuto anche farli, questi 3 autori. Però poi Aznavour, Piaf e Juliette Gréco, sarebbe occorsa forse un'altra cantante.
E allora hanno pensato che invece io sarei riuscita a fare ambe 6, ambe no, tutte e 6 questi autori. Ed ecco che hanno scelto una cantante italiana. Beh, devo dire, questa è un bellissimo, è una gran bella è cosa. una grande soddisfazione. E questo disco mi sta dando delle grandi soddisfazioni. Senti, tu recentemente sei stata a TV Courage, no? Sì. Hai avuto praticamente quando hanno premiato l'eroico pompiere sì, di New York. Questo signore, questo anziano, che lui era stato pompiere, ma quando è accaduta questa terrificante cosa a New York l'11 di settembre. Possiamo vedere qualche immagine? Ce la fate vedere? Lui è stato premiato in Germania in una trasmissione che si chiama Courage, dove tutti, eccolo, lui è il famoso pompiere in pensione che si vede, eccolo lì. Sì. E io ero così emozionata di averlo al mio fianco. Questo è Carreras, col quale ho fatto una trasmissione, ho duettato in un'altra trasmissione televisiva, e che ci troveremo poi nel mese di dicembre, perché lui è anche stato premiato per tutto quello che fa per la leucemia. Sai che lui è stato malato, eccolo, anche un po' segnato, si vede il suo impegno e anche quello che è stato. Eccomi qua fra ma che meraviglia, sono gli spettatori. Questo è il presentatore, questo ha salvato una bambina, e io e il grande pompiere in pensione. Senti, com'era come persona? Beh, sai, ci siamo conosciuti quella sera, ci siamo visti quella sera, ma io ero talmente, era appena accaduto, poi adesso la nostra memoria, per fortuna, ci dà la possibilità di naturalmente, e di andare avanti, ma quel momento ero molto emozionata di avere una persona così anziana che che era già a casa sua, in pensione, non lavorava più, si è messo il berretto in testa ed è tornato. È volato. Bisognava vederlo insieme a Bush, perché è stato sulle prime pagine di tutti i giornali. È stata una bella cosa, è accaduta solamente un mese fa. Beh, guarda, è bellissima questa, devo dire. Senti, allora, posso ancora dirti una piccola cosa? Hai voglia. Ebbene, nel mese di novembre io debutterò con una nuova opera per l'Arena di Verona. Sì. E questa opera per l'Arena di Verona, quindi la debutteremo invece in quello che è il teatro d'inverno, cioè il teatro che in questo momento non mi ricordo. Come si chiama il teatro? Forse la mia Non lo so, Righello, assistente. lo sai? Il teatro di Verona? Il teatro al chiuso di Verona è il teatro dell'opera, comunque. È un'opera moderna, contemporanea, scritta da Tutino e con il testo di Michele Serra. Michele Serra è il giornalista che scrive su Repubblica giornalmente, e ha una rubrica che si chiama La Marca. Cos'è questa cosa? Allora, questa è un'opera pensata, cioè dopo che mi hanno chiesto se volevo essere la protagonista, mi hanno detto è su Peter Pan. E io ho pensato, ma che ruolo potrei avere io? Campanellino non credo, perché non sono più così giovane. Oppure Wendy, no, neanche, era una bambina. Dice no, mi dice, mi telefonò Tutino, che è il musicista e ha già fatto molte opere e ne sta preparando una per la Scala per il 2004, e mi disse no, tu sarai Capitano Uncino. Non ci credo. Sì. Io sarò Capitano Uncino, eccolo sotto. È bellissima l'idea, è molto originale come cosa. Beh, è straordinario, perché saremo 2 personaggi in tutta l'opera. Che bella! Ma no! L'hai resa perfetta, guarda. Certo. Standing ovation. Perché loro questa canzone la conoscono e la ricordano. Aspetta. Allora, Bertrand Delanoë è il sindaco di Parigi. Bertrand Delanoë, sai che guarda, ce l'abbiamo preso, adesso vedi? Delanoë, ecco, si chiama. come il paroliere. Un autore che si chiama Delanoë, è scritto in un modo diverso l'autore. Delanoë ha scritto per me diverse canzoni in francese. Una meraviglia. Era straordinario, sì. Sai che questo... Ti ho visto citare quella canzone che aveva cantato, che cantò Mina, che era Bugiardo incosciente, la tieta, con il tuo. Sì, ti ho visto che raccontavi, ti ho visto quel pomeriggio, guardato in televisione. Sai una cosa, di questa canzone che tu hai cantato c'è una cosa molto bella. Questa canzone Milor, no? Quando Georges Moustaki la fece, dissero che aveva ricordato un po' le sue origini. Lui era greco nato in Egitto. Lo so. E
E Moustaki, ti ricordi? Era giovanissima e quando scrisse questa canzone, praticamente dissero che aveva preso praticamente la Berenice di Racine, perché sul finale la protagonista della canzone, la prostituta, dice: ma voi piangete, signore, eccetera, ed è esattamente la battuta che trovi in Racine nella Berenice, perché a un certo punto dice: ma voi imperatore, signore, state piangendo. E quindi hanno fatto questo collegamento dicendo che lui aveva preso le sue radici e le aveva trasmesse in questa canzone, che era poi stato quel trionfo tuo, che è stato anche della prima Piave, naturalmente della grande Piave. Avete sentito che cultura? No, è bello, per le canzoni ci portano a questo, le canzoni... Per fortuna! Adesso stiamo per ascoltare un'altra canzone meravigliosa di un altro grande autore francese di origine italiana, che è Nino Ferrer, no? Il grande Nino Ferrer. Io me lo ricordo perché era un grande amante degli animali. Venne qui l'ultima volta che lo vedemmo, poco prima che succedesse la tragedia, venne qui da noi, eccolo qua, Nino Ferrer, ve lo ricordate? Qui era un ragazzino, il re d'Inghilterra, la pelle nera, quanti successi, le telephone, uno più bello dell'altro. Però devo dire, ne parla molto bella, molto approfondita. Prima lui ha detto di Baudo, eccetera. Io penso che ci sia questa intervista un po' piccantina. Piccante? Piccante, non sì. Nulla di piccante nella mia vita. Eppure, in questo momento, no. Soprattutto. Ma no, in questo momento sei particolarmente felice invece. Sì, sono molto serena, sei innamorata. Sì, voglio molto bene la mia compagna. Ecco, questo. Tu vuoi che io dica le parole che si dicono nella consuetudine, invece no. Voglio molto bene al professore, sì. Al professore. E questo, sì. Sì, è questo che volevo Che vuoi sapere, sì. Sì. E voglio dire, e quindi... E poi no, sono cose... Dimmi un po' della tua storia sentimentale, noi siamo curiosissimi. Guarda, no, è presto. È presto, certo, per tirare le somme. È presto detta. È presto detta, la mia storia sentimentale è presto detta. Dunque, con un giornaliero che va avanti da 6 anni, per fortuna, in un certo senso, per cui si lavora, sapete, circa 12-14 ore al giorno, praticamente si è agli arresti televisivi. Quindi la vita sentimentale è non esistente, nel senso che cerchi di fare quello che puoi. No, guardi fuori dalla finestra, disperato, dici mi butto giù, no, devo andare a lavorare, richiudi e vai avanti e continui su questa cosa. Però una volta mi è successo, devo dire la verità, faccio una confessione proprio a cuore aperto, una volta mi è successo Giustina, abbiamo passato, è stata una cosa incredibile, proprio stata una cosa, è durata esattamente, l'abbiamo cronometrato, questo nostro rapporto affettivo, 1 ora e 1 minuto, era quando era cambiata l'ora legale, però è stata meravigliosa. Allora, detto questo, la mia vita affettiva ormai è messa sul piatto, invece adesso sentiamo quella molto piccante tua, come perlomeno l'hai detta Baudo. Vediamola un pochino, vai un po'.